Il Green Pass è diventato obbligatorio per accedere a luoghi chiusi come musei, teatri, cinema, bar e ristoranti. Anche ai musei civici di Padova sono iniziati i controlli. I visitatori, anche quelli stranieri, non si sono fatti trovare impreparati. Sì, sì, la primissima volta che l'abbiamo usato. Do you have the Green Pass? Yes, we are vaccinated both. Dobbiamo adeguarci. Dobbiamo adeguarci perché sennò non andiamo da nessuna parte, quindi se vogliamo continuare a uscire e cercare di tornare alla normalità dobbiamo cercare di adeguarsi. Un cartello verde all'ingresso invita ad esibire il certificato. Prima di accedere alla biglietteria, questo viene controllato tramite l'applicazione Verifica C19, un'app scaricabile gratuitamente. Il codice viene scansionato da carta o da telefono e si può passare. Non abbiamo rilevato ad ora alcun problema, nel senso che i visitatori sono informati, un po' perché comunque l'informazione, la campagna di comunicazione è stata intensa, quindi arrivano informati, sono stati tutti collaborativi, per cui tirano fuori il loro documento, lo esibiscono per la lettura e quindi poi il loro percorso prosegue verso la biglietteria e quindi verso la visita museale. I turisti, attratti anche dalla recente iscrizione di Padova Urbs Picta tra i patrimoni dell'UNESCO, hanno esibito il certificato verde, convinti che questa misura sia utile. Penso che sia giusto, sono d'accordo. Così, insomma, si può monitorare, fare un passo avanti verso una via d'uscita. È anche corretto per poter andare avanti e comunque per cercare di uscire da questa storia.